Sono stata obbligata a chiudere perché mi hanno tagliato la luce. Per Stella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso appeso fuori dalla sua pasticceria. Questo cartello: governo, ci avete fatto morire con i vostri aumenti, e ha chiuso la sua attività aperta 3 anni fa a Casal Serugo. Si riusciva a pagare a rate, ma tutte le bollette che sono arrivate su un colpo, anche alte, iniziando dal mese di maggio, che hanno iniziato a arrivare da 1700 a 1500 e sempre siamo riusciti a pagare solo metà perché si accumulavano troppo e dobbiamo pagare anche i dipendenti e i fornitori, non si riusciva. Le bollette triplicate, l'aumento dei prezzi delle materie prime essenziali per la pasticceria come burro, latte, olio e farina, impossibile riuscire a pagare tutto. Tutto è aumentato, 50% in più, anche di più, sulle materie prime. Lei però non accettava di far pagare di più i suoi clienti, insomma, non si poteva portare ai... Non ci riusciamo, metti 10 centesimi in più, 20, ma non di più, perché io sempre mi mettevo da parte anche dei clienti, quelli che entravano per la porta, perché se anche io se devo andare su una pasticceria che mi fanno pagare 3 euro al cornetto, anche no, chi può se lo permette, chi no non se lo permette. Stella non ha voluto aumentare troppo i prezzi dei suoi prodotti per sostenere la clientela, ma alla fine le bollette più salate erano impossibili da pagare. Al rientro da una settimana di chiusura d'agosto ha trovato la luce staccata e questo ha decretato la fine per il suo negozio. Siamo passati anche periodi Covid, siamo stati bravi con i dipendenti, anche i fornitori ci hanno sostenuto, anche la famiglia e tutto, e le bollette troppo alte ci hanno messi giù. E da qui la decisione di chiudere, quindi sembra proprio forzata. Forzata, perché aprire i frighi e vedere tutti gli impasti che da buttare via, impasti, le creme, torte, perché abbiamo dei frighi negativi dove si mette tutti i preparati che prepariamo in anticipo, abbiamo buttato via tutto. Lei adesso cosa farà? Non lo so. Sto troppo male, prima cosa devo pensare a vendere i banconi, vendere tutti i macchinari e saldare i dipendenti, i fornitori, poi con le banche.